Un rimedio contro depressione e scarso ottimismo sono i dolci. A Verona grandi chef si sono sfidati a colpi di torte e pasticcini. Per essere belli sono belli e buoni pure, garantito. Loro sono i più bravi d'Italia, i migliori pasticcelli dello Stivale, artisti dolciari meravigliosi, artigiani di creme e cioccolato. Riuniti a Verona per festeggiare i loro primi 15 anni. E il compleanno dell'Accademia della Pasticceria Italiana si celebra con una competizione all'ultimo dolcetto. Si decide su criteri di bontà, di qualità e di bellezza di presentazione. Un pasticcino, così come una torta, un prodotto dolciario in genere, prima si gusta con gli occhi e poi con la bocca, di conseguenza deve essere prima bello, e per cui valutiamo l'aspetto estetico, e poi soprattutto buono. In verità loro sono giudici di se stessi, ma che dire, giudicate voi? La scazzetta del vescovo, che è un pan di Spagna inzuppato con un liquore giallo di Benevento, una crema pasticcera con fragoline di bosco di Acerno, con questa glassa di fragole che vedete sopra. L'ho chiamato Amarone, è un dolce con una massa al cioccolato con a ripieno una crema di arancia con delle perle croccanti. Una piramide di croissant per i nostri invitati di stasera. Cioè poi si mangia questa cosa? Assolutamente sì. Questa sbrisolona, che è un sogno questo biscotto è veramente qualcosa di fenomenale perché si scioglie in bocca. Poi quante calorie? Non conta, quando si pecca bisogna fare un grande peccato, farne solo metà non serve a nulla. È difficile. Ma direi che alla base di tutto ci vuole tanta passione, quindi quando c'è la passione la difficoltà passa in secondo piano. Tra i temi della competizione il compleanno, la lirica, d'altra parte siamo a Verona, e il Natale in arrivo. Diversi tipi di cioccolato sovrapposti, intagliati, limati e lucidati all'inverosimile fino ad ottenere questo tipo di scultura. Questa è sul Natale, tutto zucchero tirato, soffiato, varie tecniche di zucchero. 13-14 ore per fare quella? Sì, perché si crea prima un blocco e poi dopo si va a scolpire delicatamente. Se si rompe? Se si rompe si va da capo. E c'è pure l'anfitrione della pasticceria italiana oltreoceano. Improbo compito, educare i palati americani alle italiche raffinatezze. Questo è stato il mio compito negli ultimi 30 anni, per educare loro a mangiare un po' più sani comunque, e poi sempre più avere un po' più classe nella pasticceria. Eccoli i vincitori, il primo premio alla torta e al pasticcino Lombardi. Meringhe e polvere di nocciole in una sopraffina crema al burro e un piccolo trionfo di cioccolato e arancio. E ora va in scena la grande abbuffata.